Dallo stadio Nicola De Simone di Siracusa va in scena l'11ª giornata del campionato Under 17 nazionali. Ben ritrovati amici della Wii Sport, questa è Siracusa contro Catanzaro. Da una parte la formazione di mister Walter Forti, che nell'ultimo turno ha trovato una vittoria per 2-1 sul campo del Trapani, che la proietta sempre più in zona playoff. Adesso infatti il quinto posto è stato agganciato con 15 punti in classifica. Dall'altra parte invece nelle zone basse c'è il Catanzaro, che dopo la sconfitta tra le mura amiche per 3-1 contro il Catania al terzultimo posto con appena 6 punti conquistati. Andiamo a guardare l'11 scelto da mister Forti, che vede Quartarone, Lamastra, Buccheri, Isepon, Gozzo, Falla, Costanzo, Amenta, Tiralongo, Zagami e Furnari. La prima offensiva dei calabresi, che ci provano subito con penna. Il pallone è facile tra le braccia di Quartarone, ancora Catanzaro in avanti, ancora una conclusione dalla distanza, sempre il solito Penna che prova a bussare alla porta del Siracusa. Continuano a spingere i giallorossi qui con l'azione personale da parte di Cristiano. Ancora Cristiano, il doppio passo, mette il pallone dentro, la conclusione che finisce alta. Clamoroso tentativo da parte del Catanzaro, che non riesce a trovare il gol. Dall'altra parte invece il Siracusa prova a colpire con Tiralongo, il colpo di testa è parato da Ianni. Catanzaro ancora pericoloso, calcio d'angolo. Quartarone fa buona guardia alla sua porta, lancio lungo per il Siracusa che si proietta in zona offensiva. Azione dall'out di destra, mette il pallone dentro Furnari, il cross è facile preda di Ianni. Catanzaro ancora in avanti, qui il tiro deviato in area di rigore, prova a girarsi l'attaccante, fischio del direttore di gara e calcio di rigore per atterramento su Penna. Poi il direttore di gara va a consultarsi con l'assistente e annulla tutto, semplice rimessa dal fondo. Dall'altra parte allora è il Siracusa a provarci, qui un paio di conclusioni da parte di Tiralongo ribattute. Calcio di punizione affidato a Isepon, che va col mancino. Isepon trova un gol incredibile, siamo almeno a 40 metri dalla porta, difesa da Ianni, un po' troppo fuori dai pali l'estremo difensore del Catanzaro, saltella e balla il difensore del Siracusa ed è vantaggio quando siamo al minuto 39. Praticamente alla fine della prima frazione il Siracusa si è portato in vantaggio con un incredibile calcio di punizione di Isepon. Finisce così il primo tempo 1-0 per i padroni di casa. Si può ripartire allo stadio Nicola De Simone a parte invertire sul rettangolo verde, quando è Buccheri a cercare l'out mancino. Ancora Buccheri, riesce a penetrare, salta l'avversario, Buccheri mette dentro, c'è Tiralongo con il colpo di testa, allora che sfiora solamente l'incrocio dei pali, difesa di Ianni. Catanzaro pericoloso dall'altra parte con questa incursione dall'auto mancino. Il tentativo viene parato da un Quartarone oggi sugli scudi. Primo cambio per il Siracusa, entra il numero 10 Axante, poi arriva una doppia espulsione infatti da una parte e dall'altra. Il direttore di gara è costretto a tirare fuori il cartellino rosso, entrambe le squadre restano in 10. Entra Ortisi nelle file del Siracusa, poco dopo sarà il turno di Magnano. Catanzaro che riconquista qui il pallone sulla tre quarti, ancora in avanti la formazione giallorossa che entra in area di rigore e poi chiude bene in difesa il numero 5 Gozzo, che allontana il pericolo. Qui però il palo del Catanzaro, che poi non riesce a trovare lo spunto vincente per trovare il gol del possibile pareggio. Continuano a spingere i ragazzi di mister Spader, qui col mancino che finisce di poco alto. Catanzaro che sta sprecando tantissimo, entra il numero 13 Nanza nelle file del Siracusa, corner per i calabresi, sfera in area di rigore ancora da allontanare. Quartarone prova a deviare il giocatore del Catanzaro, non c'è riuscito. Dall'altra parte invece in ripartenza è pericolosissimo il Siracusa e trova il gol con Costanzo, che trova la zampata giusta quando siamo praticamente allo scadere nei minuti di recupero. Il Siracusa va ad archiviare la partita con la bella penetrazione da parte di Costanzo, che riesce con il destro ad anticipare l'uscita di Ianni, a battere il portiere per la seconda volta. Triplice fischio al Nicola De Simone. Il Siracusa continua il buon periodo positivo e vince per 2-0 contro il Catanzaro grazie alle reti di Isepon e di Costanzo. Un cordiale saluto amici della Wii Sport, Antonio Carovecchi vi rimanda come sempre alla prossima.